Io non ci sto, striscione degli studenti del Da Ponte per la vicenda della chat in una scuola del Bassanese. Sondaggio shock nella chat di classe, i presidi che chiedono una riflessione condivisa con la società. Ladri scatenati, casa a soqquadro, nel sacco soldi e oro, i residenti dicono non ci sentiamo sicuri. Movida a Fracassone in centro, schiamazzi notturni e risse, e a Bassano scattano i controlli a tappeto. Piazza di Rossano, Morena Martini denuncia lavori fermi da mesi, ma non date la colpa a me. Scatta l'operazione Fiumi, Brenta, sorvegliato speciale, trovate alte concentrazioni di batteri. Lutto a 9 in altopiano, si è spento a 98 anni il partigiano Mario D'Allenogare, noto commerciante. Un kit di benvenuto per i nuovi nati a Cassola, sono già 41 nei primi mesi del 2025. Una patente di guida dello smartphone per 28.000 studenti dell'Alta Padovana. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con le ultime novità sulla vicenda del sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola del Bassanese. Per far sentire la propria voce, gli studenti del Da Ponte hanno appeso uno striscione alla cancellata della loro scuola proprio per far capire che cosa pensano di quello che è successo appunto in una scuola del Bassanese. Io non ci sto, stop alla violenza di genere, inchiostro rosso su lenzuolo bianco e la scritta che alcuni studenti di classe quarta e quinta hanno voluto appendere all'esterno del liceo Jacopo da Ponte di Bassano. La fissione è stata autorizzata dal dirigente scolastico professor Mario Tedesco. Nelle altre scuole del centro studi bassanese, che accoglie ogni giorno migliaia di studenti, l'argomento è ovviamente sulla bocca di tutti e la collocazione davanti all'ingresso nella frequentatissima via Tommaso d'Aquino non può aver lasciato indifferenti tutti coloro che in queste ore vi sono passati davanti. La reazione dei giovani con questo striscione è già un primo importante segnale che il grave errore che è stato commesso si possa correggere e che il clamore mediatico esploso in questi giorni non nasconda il tanto di buono che nei giovani c'è e può crescere anche grazie all'esempio e all'aiuto degli adulti e dell'intera società. Il sondaggio shock partito in una chat di classe di una delle scuole superiori bassanesi una decina di giorni fa era stato cancellato in breve tempo. La notizia, rimasta per diversi giorni nell'ambito dell'informazione locale, ha poi assunto tutt'altra dimensione una volta arrivata sui tavoli delle redazioni nazionali di quotidiani e telegiornali. La gravità di quanto accaduto però non cambia, anche se la cassa di risonanza ha avuto il suo ruolo. Questa dichiarazione rosso su bianco è già un secondo segno di risposta dei giovani, dopo la lettera di alcuni studenti da noi divulgata nei giorni scorsi, in cui si chiedeva una presa di posizione delle istituzioni scolastiche. E le istituzioni scolastiche prendono posizione, i presidi hanno scritto una lettera, eccone alcuni stracci. Sulla vicenda della chat di classe nella scuola del Bassanese arriva una prima presa di posizione ufficiale da parte dei dirigenti scolastici del coordinamento della rete territoriale di Bassano del Grappa e Asiago. I dirigenti esprimono una ferma condanna per un gesto che, al di là della sua apparente superficialità, rivela una preoccupante mancanza di consapevolezza del rispetto dovuto alla vita, alla dignità delle persone e al dolore delle famiglie coinvolte. Nella lettera si stigmatizza il modo in cui la vicenda è stata inizialmente divulgata attraverso i social e i media, spesso con toni sensazionalistici e senza la necessaria riflessione educativa. La rapidità con cui è stata rilanciata un'immagine così dolorosa, dicono i presidi, senza un contesto né un pensiero formativo, rischia di trasformare un episodio grave in uno strumento di esposizione mediatica piuttosto che in un'occasione di crescita collettiva, mettendo in ombra o dimenticando le energie positive che vengono da tanti studenti e studentesse che si impegnano per una società migliore. La scuola, pur nella sua funzione essenziale, non può sostituirsi al ruolo delle famiglie, dei media, delle piattaforme digitali e dell'intera comunità educante, è l'avvertimento delle scuole, che confermano di essere a fianco di famiglie, istituzioni, associazioni e media nell'impegno a contrastare ogni forma di violenza verbale, simbolica e culturale, affinché nessuno possa più ritenere accettabile l'idea di trasformare in gioco ciò che è tragedia e dolore reale. Naturalmente un tema che ci accompagnerà per molto tempo. Adesso cambiamo decisamente argomento perché sono tornati a farsi vivi i ladri a Bassano, sono entrati in una casa, hanno devastato tutto ed è successo di sera.
È successo tutto in un vero e proprio blitz nella serata di sabato, poco prima delle 23:30. Una banda di ignoti ladri ha fatto razzia di denaro e preziosi in un'abitazione singola ma non isolata alle porte del centro storico di Bassano. Praticamente abbiamo ricevuto una visita sgradita, stiamo cercando di capire con i carabinieri cosa possa essere, di persone che hanno svaligiato casa di mia suocera, rovistando nelle stanze, tagliando addirittura col flessibile la cassaforte, quindi hanno avuto tutto il tempo di fare le loro cose e scappando con diversi oggetti d'oro, contanti e varie cose preziose. L'idea che vi siete fatti è che siano arrivati non dalla strada principale ma dalla retro? No, perché nella strada principale comunque ovviamente stiamo ancora valutando con i carabinieri, con i vicini, stiamo verificando varie telecamere, però si presuppone che siano scappati dal retro della casa. È una zona abbastanza isolata al retro della casa, buia, e quindi pensiamo che sia stato di là, ecco. È strano che succeda in piena primavera, insomma, di solito queste cose succedono d'inverno. Caro mio, queste cose non dovrebbero proprio succedere, ok? Però purtroppo si vede che c'è gente che ha bisogno di soldi, ha bisogno di fare queste cose. Il discorso è che purtroppo sono cose che al di là del danno materiale, al di là del danno economico, sono anche cose che danno fastidio perché sai, vengono in casa tua, toccano le tue cose, è brutto, ecco. Adesso che provvedimenti prendete per tutelarvi? Beh, sicuramente già abbiamo chiamato un'azienda che ci verrà a installare l'allarme con telecamere, essendo una casa singola, e sensori e vigilanza privata, perché purtroppo non si può stare più tranquilli. Una volta Bassano era una città tranquilla, ora non più. Sul fatto indagano i carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma hanno potuto solo constatare lo sconquasso messo in atto dai malviventi. Sono stati dei professionisti perché hanno tagliato col flessibile la cassaforte, hanno rovistato nelle stanze, hanno spaccato una finestra, alzato una persiana di alluminio addirittura. Chiediamo più sicurezza, ecco, perché comunque mia suocera è una donna che vive da sola, queste cose insomma fanno un po' paura, ecco. E anche il centro storico di Bassano chiede più sicurezza fra movida fracassona, risse, schiamazzi notturni e altre situazioni che si fatica a gestire. Si avvicina la bella stagione e la movida bassanese torna a girare ai soliti ritmi molto alti. Il centro è letteralmente preso d'assalto e a volte si creano situazioni piuttosto complicate da gestire, come risse e schiamazzi in piena notte, come vi abbiamo raccontato nel TG. Altre volte sono gli addii al celibato sopra le righe a creare qualche problema, eppure di questo abbiamo già parlato. Nel fine settimana le forze dell'ordine sono intervenute nel salotto buono cittadino per una serie di controlli a tappeto fra locali e bar. L'abbiamo visto già anche da questo fine settimana, un lavoro tra le varie forze dell'ordine per un monitoraggio attento del centro storico, per evitare schiamazzi, per evitare anche situazioni al limite che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quindi anche se la polizia locale non è formalmente già all'interno del comune di Bassano del Grappa, però è già operativa e già insomma stiamo interloquendo con il vicecomandante per andare a limitare determinate situazioni e per garantire una tranquillità ai nostri cittadini. Questa situazione si innesta sul cambio al vertice della polizia locale di Bassano del Grappa con il comandante Giovanni Favaretto che ha dato le dimissioni concludendo il suo periodo di servizio pochi giorni fa. Il Comune e l'Unione Montana ripartono da questo punto alla ricerca di un nuovo assetto che troverà una disposizione definitiva solo a gennaio, quando la polizia locale entrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione bassanese. Oggi le funzioni di comandante sono state assegnate al vicecomandante Tolio e anche all'interno dell'Unione Montana abbiamo deciso che non serve un dirigente, ma abbiamo ripesato le varie posizioni organizzative, che sono 4 all'interno dell'Unione stessa, e quindi oggi l'Unione Montana continua a lavorare come ha lavorato fino ad ora e il corpo di polizia locale sarà gestito dal vicecomandante. Quindi tutti i terremoti che avevano annunciato, i problemi a livello territoriale, al momento insomma tutto funziona come prima, ma anzi un po' alla volta stiamo lavorando per portare all'interno la polizia locale dal 1° gennaio del 2026, quindi siamo anche in fase di riorganizzazione sia dell'Unione Montana ma anche del corpo della polizia locale. Dalla piazza di Bassano alla piazza di Rossano Veneto, dove denuncia l'ex sindaco Morena Martini, i lavori sono fermi da mesi. Che fine hanno fatto i lavori in piazza a Rossano Veneto?
Se lo chiedono tanti in paese, visto che il cantiere sembra procedere con estrema lentezza e che c'è pure della ruggine amministrativa, vedi i rapporti pessimi fra comune e direttore lavori nel progetto che dovrebbe cambiare volto al centro. Se lo chiede pure l'ex sindaca Morena Martini, che però fa notare che lei la fascia tricolore non la porta più da 2 anni e che quindi ritiene di non dover rispondere in alcun modo alle lungaggini o allo stop di questo periodo. Da 6 mesi addirittura sono in opposizione, quindi le mie parole non valgono nulla. Come può essere colpa della Martini che la piazza è ferma? La piazza è ferma per l'incapacità totale di questa amministrazione di prendere decisioni. Morena Martini sfodera un esempio su tutti. È arrivato un indirizzo di giunta, che è un indirizzo politico, una semplice carta fatta, un documento fatto dalla giunta con i desiderata: vogliamo fare dei parcheggi. A questo indirizzo di giunta non è mai seguito un ordine di servizio vero e proprio, una richiesta di preventivo, una richiesta di variante necessaria per poter fare i parcheggi. La bacchettata finale è tutta per l'amministrazione Zonta e l'ex prima cittadina suggerisce in modo piuttosto chiaro che con qualcun altro al governo del paese le cose sarebbero andate diversamente. Queste indecisioni e queste imprecisioni di questa amministrazione che non prende decisioni tengono in stallo una piazza che potrebbe già essere finita. Se ci fossi stata io, vi assicuro che sarebbe già terminata e inaugurata. Controlli sul fiume Brenta, emerge una situazione preoccupante. Le acque chiare, fresche e dolci sono ormai rimaste quasi solo nella memoria poetica. Il corso del Brenta, monitorato in 6 punti da Legambiente nella 5ª edizione di Operazione Fiumi, presenta dati in gran parte poco rassicuranti. I nostri campionamenti effettuati lungo il Brenta hanno evidenziato alcune criticità in merito alla qualità della depurazione delle acque, in particolare a Cadoneghe e a Piove di Sacco. E altri punti a Fontanile e a Chioggia invece superano di poco il limite consigliato da ARPAV, ma è importante mantenere l'attenzione. I rilevamenti riguardano la presenza di Escherichia coli, ovvero i batteri fecali, la cui abbondanza sarebbe dovuta alla forte piovosità dell'ultimo periodo. Secondo le normative vigenti il limite consigliato allo scarico è 5.000, a Cadoneghe era il triplo, a Piove di Sacco più del doppio, ma sopra la soglia di 1.000 indicata da ARPAV si comincia a prendere in considerazione la possibilità di porre delle restrizioni per l'uso irriguo. L'acqua potabile in ogni caso non presenta contaminazione da Escherichia coli e questo è un dato fondamentale vista l'importanza del Brenta. Il fiume Brenta ha ancora adesso diversi problemi, anche perché qui ci sono i pozzi da cui si estrae l'acqua ad uso umano per 1,5 milioni di persone nel Veneto. Saranno pronti solo entro fine anno i dati su glifosato e PFAS, che sono più complessi da elaborare. L'anno scorso lo stato chimico è risultato buono in tutti i corpi idrici monitorati, tranne che in 3 punti nel basso corso del fiume, da Padova alla Foce. Un altro aspetto chiave è invece la gestione delle acque del fiume Brenta, che sappiamo può migliorare, per cui come Legambiente chiediamo ancora una volta la creazione di un parco regionale lungo il Brenta per aumentare la protezione di questo importante corso d'acqua. Una segnalazione, anzi un'altra segnalazione che arriva dal quartiere di San Vito. Nei giorni scorsi un telespettatore ci aveva segnalato una situazione di degrado nel quartiere San Vito, con foto e video di cestini letteralmente sommersi dal pattume e da sacchetti di immondizia abbandonati un po' ovunque. Oggi è ancora il popoloso quartiere bassanese a essere al centro di una segnalazione, con questo video di via Reato. Un telespettatore ci fa notare come il marciapiedi sia quasi impraticabile a causa dei rami e degli alberi che non vengono tagliati. Nel messaggio, che chiama in causa anche l'assessore Andrea Viero, si parla pure di erbacce e rifiuti abbandonati. E a proposito di rifiuti abbandonati, anche voi potete segnalare situazioni come quelle che ci hanno segnalato i nostri telespettatori con un WhatsApp al 340 321 8379 o a una mail a bassano@medianordest.it. Come sempre noi raccoglieremo, verificheremo, porteremo all'attenzione di chi di dovere. E ora andiamo a Nove, in lutto per la morte di un partigiano. Se n'è andato l'ultimo partigiano di Nove. Sabato è mancato a 98 anni Mario Dalle Nogare, figura di grande importanza per la resistenza nell'altopiano dei 7 comuni. Appena 18enne, infatti, aveva partecipato alle operazioni sulle montagne bassanesi ed era stato ferito nel 1945 nelle vicinanze di Conco.
Dalle Nogare era nato proprio nel paese dell'Altopiano, ma si era trasferito a Nove, dove negli anni 50 aveva aperto un negozio di materiali per l'agricoltura. Era molto conosciuto e stimato in zona, però manteneva ben saldi i rapporti anche con Conco e la sua montagna. E a Bassano il sindaco Nicola Finca ha ospitato in municipio la sezione cittadina dell'Associazione Italiana Soccorritori, nata nel 1982, per la consegna dei diplomi di partecipazione all'ultimo corso di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare concluso alla fine dell'anno scorso. Al corso hanno partecipato 40 giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, alcuni dei quali frequentano già il servizio civile universale proprio nel comune di Bassano del Grappa. E a Cassola invece si premiano, si fa per dire, i nuovi nati. Cassola è un comune a misura di famiglia, anzi di bambino. L'amministrazione comunale ha voluto consegnare ai genitori dei 41 nuovi nati dei primi mesi del 2025 un kit di benvenuto. Un vero e proprio corredino, composto grazie anche alla collaborazione di aziende e realtà del territorio. La cerimonia si è tenuta in municipio e verrà riproposta ogni quadrimestre con assessorati diversi. All'interno del kit ci sono libri per lettura ad alta voce, un pallone, un salvadanaio, buoni sconto e il bonus bebè del valore di 350 euro per ogni neonato. Si avvicina a grandi passi la Dunata Triveneta degli Alpini che si terrà a Conegliano. Sono già molte le manifestazioni. Città di Conegliano, che è città alpina. Qui sono nati il sesto e il settimo, il gruppo conegliano, e questo momento apre di fatto i festeggiamenti dei 100 anni della sezione con raduno triveneto. Prima Nicola ha detto l'emozione è tanta, l'ha detto lui, immaginate me. Cercate di... Non ha nascosto l'emozione il presidente degli Alpini di Conegliano per il taglio del nastro alla mostra fotografica di Palazzo Sarcinelli. Doppia emozione perché è la prima volta che oltre 400 fotografie raccontano un secolo di attività delle Penne Nere, ma anche perché è il primo evento ufficiale legato alla Dunata Triveneta programmata per metà giugno. Un raduno che si ripete dopo 10 anni da quello che ha iniziato a caratterizzare l'appuntamento con il terzo raggruppamento come una mini adunata nazionale. Fu infatti in quell'estate del 2014 che gli alpini invasero pacificamente la città del Cima in un grande evento per la massiccia presenza da Trentino e dal Friuli, oltre che dal Veneto, che andò oltre tutte le aspettative. E fino al giorno dello sfilamento, che quest'anno coincide con i 110 anni dalla battaglia del Sostizio tra Piave, Grappa e gli Altopiani, la mostra sarà visitabile tutti i fine settimana per raccontare ciò che gli alpini, per umiltà, tacciono sempre. Mostra storica che ripete e ripercorre quelle che sono le tappe della storia dei nostri alpini, 100 anni di storia. Infatti il titolo, non a caso, è Sezione Alpini di Conegliano, un secolo di storia, 100 anni di opere. Tante le immagini da tutti e 30 i gruppi. Così ritornano alla memoria piccole e grandi attività in quella generosità tipica delle Penne Nere, come nel terremoto in Friuli del 76 o nell'alluvione di Asti del 94, fino alla memoria dell'asilo costruito a Rochos, dove si compì la tragedia dell'Armir-sur-Don, racchiusa tutta in questo sottopasso di Nikolaevka, dove gli alpini italiani sfuggirono alla morsa dell'esercito russo per poi iniziare l'odissea di una ritirata tra fame e gelo. E guardando questa cartina di ieri fa pensare che proprio in questi luoghi stanno accadendo oggi le stesse tragedie, dimostrando ancora una volta che senza memoria siamo costretti a ripetere la stessa storia. $28.000 ragazzi coinvolti, circa 5.600 genitori, 60 docenti. Sono questi i numeri del progetto Smartphone promosso da 10 comuni della Federazione del Campo San Pierese insieme a Vigonza e Vigo d'Arzere. Obiettivo di questo percorso è accompagnare gli studenti delle medie verso un uso consapevole dei dispositivi elettronici. Un percorso formativo e informativo di educazione civica e digitale rivolto anche a famiglie e insegnanti. Ai partecipanti verrà consegnata una patente che attesta appunto la partecipazione attiva al percorso formativo. E ora vediamo, sempre nell'Alta Padovana, un compleanno molto speciale.
Festa per nonno Gregorio al centro servizi anziani Mantegna di Campodarsego nell'Alta Padovana. Oltre ad amici e parenti, anche le Majorette hanno voluto festeggiare i suoi 100 anni. Nato a Staletti, in provincia di Catanzaro, 100 anni fa, l'ultimo di 4 fratelli, si impegna fin da subito nello studio e nel lavoro. Poi arriva il posto come responsabile idraulico nel Genio Civile di Padova. Nel 1949 sposa la sua Rosina, con cui avrà 4 figli. Dal 1966 si trasferiscono a Ponte di Brenta e insieme festeggiano le nozze d'oro e quelle di diamante. Appassionato di musica e buona cucina, legato ai parenti e specialmente agli amati 6 nipoti e al pronipote. È stato un lettore vorace e anche un autore di storie, un vero e proprio inno alla vita. Grazie a tutti e viva la vita! Dopo di noi alle 21:15 il nostro direttore Luigi Bacciagli avrà come ospite una puntata molto interessante di Focus. Matteo Favero, Gio Formaggio, Alberto Gottardo, Patrizio Miatello, Marco Paccagnella, Franco Roccon, Enzo Siviero, Alberto Villanova e Cristian Zara. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.